Grazie a tutti, buonasera. Buonasera. Alleluia, alziamoci in piedi. Prima di iniziare questo culto, voglio con voi innalzare il nome del Signore Gesù con un applauso ben forte, ma forte per il Signore Gesù. Alleluia, Lui merita il nostro meglio. Lui è il Re dei Re, il Signore del Signore, alleluia. Perché il grande mi accolga se ero perso e mi salva il suo amore, il suo amore. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Libertà ora ho per ogni schiavo. Vivevo in schiavitù, ma Gesù morì. Sì, per me morì. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, se è così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Ciò che Dio dice di me. Ciò che Dio dice di me. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, se è così. Tu puoi dichiarare: sono scelto, credo a quello. Sono scelto, Credo che Dio dice di me. mi sostieni. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Ciò che Dio dice di me. Ciò che Dio dice di me. Chi lui libera,
se è così. Nella casa sua Per me per me posto c'è. Sono figlio suo, se è così. ti invito a cantare ancora una volta. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio ancora una dice volta più di forte, me. dichiari questo. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. So che Dio dice di me. So che Dio dice di me. So che Dio dice di me. Chi Lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, se è così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, se è così. È così, Signore. È così che noi vogliamo iniziare questo adorarti, Gesù, dichiarando che siamo figli tuoi, Signore. Sono figli tuoi, siamo figli tuoi, Gesù. Signore, hoje nós vogliamo pensare ciò che il Signore pensa di noi, Gesù. Noi vogliamo, Signore, metterci, Signore, na posizione di ciò che il Signore pensa di noi, Gesù. Senhor, nós siamo stati scelti dal Signore. Senhor, nós siamo stati scelti dal Signore. Não importa quello che il mondo dica, Signore. Nós siamo stati scelti per adorare il tuo nome, Gesù. Non importa quello che il nemico cerca di distrarci, Signore. Non importa quello che il nemico cerca di fare contro di noi, Gesù. Nós siamo stati scelti per adorare il tuo nome, Gesù. E hoje nós vogliamo, Signore, celebrare questo, ringraziarti, Signore. Nós vogliamo ricordare questo, Signore, perché noi siamo stati scelti, Gesù, per adorare il tuo nome, Signore. Prendi cura di questo culto, Gesù, della mente di ogni persona, Gesù. Signore, che ogni distrazione, Signore, possa rimanere fuori, Signore, e che il tuo Spirito Santo possa riempire questa casa. Que o teu Espírito Santo possa riempire questo tempio com a tua glória, com a tua presença. Solo il cielo si è scuro, l'amore per me si donò su quella croce. Non comprese come lui riuscì a vincere la Chiesa su quella. Solo il cielo si è scuro, l'amore per me si donò su quella croce. Comprese come lui riuscì a vincere su quella croce.
ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, Risuscitò. risuscitò. Egli ti aspettiamo. Noi ti aspettiamo, Signore. Sì, ti aspettiamo. Solo il cielo si scurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Ma al terzo giorno, l'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate in cielo, cantiamo alleluia. Ma al terzo giorno l'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate in cielo, cantiamo alleluia. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. Maranatha, ora vieni. Gesù. Gesù. Maranatha, ora vieni. Gesù. Gesù. Maranatha, ora vieni. Gesù. Gesù. Maranatha. Maranatha, ora
ressuscitou in gloria. Ele viene, Si aspetta, ele viene, presto viene, Egli ha Presto. vinto la morte. risuscitou in gloria. Egli, breve vieni, ti aspettiamo. Ti aspettiamo, Signore, in presto vieni, alleluia, alleluia, alleluia. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in cielo, anche in terra come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetteci i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, i padri vostri celesti perdoneranno anche voi. Ma se voi non perdonate gli uomini, pure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Spirito Santo, possiamo cantare questa preghiera? Dio Padre nei cieli. Canti questa preghiera. Santo è il tuo nome. Che venga, che e la tua volontà. Ancora una volta, Dio Padre, Dio Padre nei cieli, Santo. Che venga il tuo regno. Intera così com'è nel cielo, scenda la tua gloria. Intera nel cielo, scenda la tua gloria. Dio Padre dei cieli, Santo. Che venga il tuo regno. Che la tua volontà intera così come nel cielo, scenda la tua gloria. Intera così come nel cielo, scenda la tua gloria. La tua gloria qui, la tua gloria qui. Você pode cantar isso? La tua gloria qui,
Santo, la tua gloria qui, la tua gloria qui, la tua gloria qui, la tua gloria qui. Arrende la sua presença, arrende la sua presenza, arrenditi alla sua presenza, arrenditi alla sua presenza. La tua gloria qui, la tua gloria qui, più intensità, la tua gloria è ciò che noi vivremo. La tua gloria sia più intenso, intenso, intenso alla presenza, la tua gloria, la tua gloria, la tua gloria, la tua gloria qui. Potenza tua è la gloria per sempre. Amen. Tua è il regno, tua è la gloria per sempre. Amen. Hey. Tua è il regno, tua la potenza. Ancora. Tua è il regno, tua la potenza, tua è la gloria per sempre. Amen. Tua la potenza, tua è la gloria per sempre. Pode declarare così, la tua gloria qui, la tua gloria qui, Santo Spirito, la tua gloria qui, la tua gloria qui. La tua gloria qui, la tua gloria qui, Spirito Santo, la tua gloria.
il velo è strappato, la tomba vuota adesso è, il cielo ti adora, proclama tua gloria, perché risuscitarci vivo sei invincibili. Ora e per sempre. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo tu sei. La morte ha vinto, il velo hai strappato, la tomba vuota adesso è, il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché tu sei ininigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la sopra ogni nome solo tu. La morte ha vinto. Perché? Perché? Sei invincibile, ininigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, tu hai la gloria, sopra ogni nome solo. Allora canti così. Santo, Santo, sei Signore, sei Signore, Dio grande, Dio, Dio Eliel, Dio Eliel, tu sei santo. Dio grande, Dio Eliel, Dio Eliel, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, Dio Eliel, Dio Eliel, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, Dio Eliel, Dio Eliel, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, Dio Eliel, Dio Eliel, tu sei santo, 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 sei Signore, Dio grande, Dio Eliel, Dio Eliel, tu sei
sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, Dio tu sei santo, 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 sei Signore, Dio grande, Dio tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, Dio tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, Dio tu sei santo. Glorifica Dio. Santo, Glorificalo con gioia, con festa. Siamo qua a celebrare il nostro Signore. Siamo qua a rendere gloria a Lui, a omaggiare Lui. Siamo gioiosi per questo, perché Lui è presente in mezzo a noi oggi, perché Lui è morto un giorno per noi, perché Lui è risorto. Noi siamo gioiosi perché riempie la nostra vita, perché è presente nelle nostre case. Noi siamo gioiosi per questo. Esalta il suo nome con gioia, con gioia. tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande, Dio tu sei santo, santo,
Adesso noi parteciperemo alla Santa Cena, come siamo soliti fare ogni primo sabato, ogni primo adorarti del mese. Ma vorrei che ci fosse questo intendimento per noi come Chiesa. Tutte le istruzioni che noi abbiamo ricevuto sulla Santa Cena, che noi troviamo all'interno della Bibbia, ci portano a intendere che quando i primi cristiani, quelli che avevano conosciuto Gesù e quelli che avevano ricevuto le prime testimonianze da Lui, si riunivano per celebrare la Santa Cena, si riunivano in un clima di allegria, di festa, di gioia. E per questo ho detto: cantiamo con gioia al Signore, rallegriamoci, siamo gioiosi. Loro si riunivano a cenare veramente, non prendevano un piccolo pezzo di pane come facciamo noi, magari più per una questione logistica, e non bevevano un sorso di succo da un piccolo calice. Loro facevano una vera e propria cena insieme, era la cena del Signore. E lo facevano in un modo gioioso, di festa, come noi ci troviamo con i nostri amici per mangiare qualcosa insieme, quando andiamo a casa di uno o dell'altro. E in mezzo a questa festa, lì spezzavano il pane e lì prendevano il vino e si ricordavano di quello che Gesù aveva fatto per noi. Come l'Apostolo Paolo ci scrive, quello che Gesù gli ha insegnato: fate questo in memoria di me. E lo facevano con festa, con gioia, lo facevano come uni in Cristo, come una chiesa. Paolo ci insegna una cosa meravigliosa in 1 Corinzi 10. Paolo dice così: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, così come oggi da un unico pane sono stati fatti tutti questi pezzetti, siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico. Siamo un corpo unico perché partecipiamo tutti di quell'unico pane. Siamo uno in Cristo, siamo la Chiesa del Signore. E come Chiesa noi insieme ci dobbiamo radunare e dobbiamo essere gioiosi, felici di partecipare a un momento come questo, non come un semplice rituale. E sì, è un momento in cui noi dobbiamo mettere una certa riverenza, perché ci stiamo ricordando di quello che Gesù ha fatto per noi, ma dobbiamo farlo con gioia, perché non c'è un ricordo migliore che noi possiamo avere come cristiani del giorno in cui Gesù ha dato la vita per noi, e noi dobbiamo essere gioiosi di questo. E io voglio invitarti in questo momento a essere gioioso di ricevere la Santa Cena. Noi sempre diciamo che nella nostra Chiesa può partecipare alla Santa Cena chi è battezzato nelle acque e chi è in comunione con la Chiesa. Perché questa seconda parte? Perché chi è in comunione con la Chiesa? Perché quando noi partecipiamo di questo unico pane, noi dichiariamo che siamo uno. Se tu sei uno con questa Chiesa, se sei battezzato nelle acque, se hai riconosciuto che Gesù è il Salvatore e soprattutto il Signore della tua vita, io questa sera ti invito: prendi questa Santa Cena sì con riverenza, ma ancora di più prendila con gioia, perché non c'è ricordo più bello che tu possa avere, anche se non l'hai vissuto, del giorno in cui Gesù si è sacrificato per te, del giorno in cui Lui ha dato la sua vita per te, del giorno in cui Lui è salito su quella croce al posto tuo e al posto mio. Amen. Io farò una preghiera per consacrare questi alimenti al Signore, anche se i nostri operai hanno già pregato, e dopo sarà distribuita la Santa Cena. E ancora una volta metti riverenza in quello che stai facendo,
Ma non solo questo, metti gioia in quello che stai facendo. Sii gioioso che oggi con il corpo di Cristo puoi partecipare del corpo di Cristo, quello che Lui un giorno ha donato per tutti quanti noi. Amen. Signore Gesù, in questo momento noi prenderemo la santa cena che Tu ci hai ordinato di prendere. E ci hai ordinato di prenderla ricordandoci di Te, sapendo, discernendo in questi alimenti il corpo che Tu quel giorno hai strappato per noi e il sangue che Tu quel giorno hai versato per noi. E oggi noi vogliamo fare questo pieni di gioia in Te, pieni di gioia in quello che Tu hai fatto per noi, pieni di gioia di essere cristiani, pieni di gioia di essere stati riscattati, comprati da Te, dal Tuo sangue santo e puro, pieni di gioia perché Tu sei Signore, sei presente sulle nostre case, pieni di gioia perché sappiamo che noi possiamo affidare a Te ogni cosa della nostra vita, pieni di gioia perché sappiamo che il nostro ieri come il nostro oggi è così, ancora di più il nostro domani è sotto i Tuoi occhi e noi siamo protetti e benedetti da Te. E in questo momento io ti chiedo, benedici questi alimenti perché noi possiamo riceverli come la Tua Chiesa, come il Tuo corpo, pieni di gioia e di gratitudine verso di Te. E quando noi mangeremo questi alimenti che possono produrre in noi il frutto di gioia che Tu porti nelle nostre vite. Per questo io ti prego, noi ti preghiamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. A morte ha vinto, il velo ha strappato, la tomba vuota adesso è. Il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risuscitasi vivo sei. Sei invincibile, inigualabile, ora e per sempre regnerai. Tu hai il regno, Tu hai la gloria, sopra ogni nome solo Tu sei. Strappato, la tomba vuota adesso è. Il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risuscitasi vivo sei. Sei invincibile, per sempre regnerai. Tu hai il regno, Tu hai la gloria, sopra ogni nome solo Tu sei. La morte ha vinto,
Santo, Santo, sei Signore, Dio grande, Dio tu sei Santo, Santo, sei Signore, Dio grande, Dio
c'è qualcuno che magari vuole partecipare ma non ha ricevuto il pane e il succo, se c'è qualcuno può alzare la mano così che viene raggiunto velocemente. Tutti quanti? Amen. Allora in questo momento, come il nostro Signore Gesù ci ha insegnato, tutti insieme come uni in Cristo, con gioia, prendiamo questo pane che rappresenta il corpo che Gesù ha donato per me e per te. E dopo il pane, tutti insieme beviamo da questo calice, il calice del nuovo patto che Gesù ha firmato per tutti quanti noi. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque temor não há,
Amen. Gloria a Dio. Ancora una volta possiamo alzarci in piedi, fare un applauso al nostro Signore Gesù per glorificarlo, lodarlo, adorarlo per tutto quello che Lui ha fatto e sempre fa per noi. Bene, possiamo accendere le luci un attimo. Vi chiedo di rimanere in piedi per piacere, perché abbiamo da fare qualcosa di molto importante adesso e voglio invitare una persona che sta cercando di concorrere per il nome più bello della Chiesa, che è Henry, con i suoi genitori ovviamente, Glaze, Johnny. Amen. Vi mancava presentare un bambino ogni settimana, vero? L'abbiamo fatto l'anno scorso per un paio di mesi, abbiamo cominciato la settimana scorsa con Joshua e vedremo se ci fermeremo a Henry o proseguiremo. Ma in questo momento noi vogliamo presentare come la Bibbia ci chiede di fare. Come sapete, noi non siamo soliti battezzare i bambini appena nati, ma quello che facciamo, così come ci è stato insegnato, è presentare i nostri piccoli davanti a Dio e davanti alla Chiesa di Dio. E oggi noi vogliamo presentare il figlio di Johnny, di Grace, il piccolo Henry, e vogliamo pregare per lui, per benedire la sua vita. Prima di fare questo però voglio lasciare un versetto che più che per Henry è per i suoi genitori, ma è un versetto che è per tutti quanti noi. Proverbi 22:6 insegna al ragazzo o al bambino la condotta che deve tenere, e anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Questo ovviamente più che un versetto per vostro figlio, è un versetto per voi, affinché voi possiate portare il vostro figlio sulla via che è la via del Signore. Questo versetto, come molti brasiliani sanno, in portoghese è tradotto in un modo un po' diverso. Insegna al bambino nella via che deve tenere. Per fare questo, voi per primi dovete essere su questa via. Voi per primi dovete essere radicati sulla via del Signore. E quando voi sarete lì, potrete prendere la mano di vostro figlio e portarlo su questa via. E sapete, forse vi accorgerete che soprattutto nei primi anni della sua vita, voi pensate che prenderete voi la mano e lo porterete in giro. Non è così. Sono i nostri figli che ci prendono per mano e ci portano dove loro vogliono. Ma ci sono principi, ci sono verità sulla quale noi dobbiamo avere la mano più forte. E sono quelli che Gesù ci chiede di avere quando vuole che noi portiamo i nostri figli sulla via che Lui ci ha insegnato. Che questo versetto e tutte le parole di questo libro possano vivere ogni giorno nel vostro cuore e possiate trasmetterla a Henry affinché possa crescere forte, sano e alla presenza di Dio. Amen. Possiamo stendere le nostre mani per pregare per lui e anche per i suoi genitori. Signore Gesù, in questo momento mettiamo davanti a te la vita del piccolo Henry, che noi dichiariamo è tuo figlio. E ti chiediamo, Signore, che tu possa proteggerlo ogni giorno della sua vita, che tu possa essere al suo fianco e soprattutto dentro di lui, giorno dopo giorno, passo dopo passo, facendolo crescere fisicamente, facendolo crescere in saggezza e facendolo crescere nelle tue vie. E per questo motivo io ti chiedo, Signore, di ungere anche i suoi genitori con un'unzione diversa, l'unzione da genitori, affinché possano condurlo su questa via, possano insegnargli giorno dopo giorno che cosa vuol dire seguire te, il nostro Signore e Salvatore, che possano insegnargli ciò che tu gli hai insegnato e ciò che tu gli insegnerai giorno dopo giorno in questa camminata, affinché crescendo mai si allontani dalla chiamata e dalla via che tu hai messo davanti a lui. Benedici questa famiglia, benedici il piccolo Henry. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Un'altra persona da mettere nelle nostre preghiere come Chiesa, il piccolo Henry, che oggi è stato presentato a tutti quanti noi, e come tutti i bambini che nascono in questa Chiesa diventano un po' figli di tutti quanti noi, che noi possiamo aiutare la sua famiglia, standogli vicino, essendo uni in Cristo con loro, affinché questo bambino possa vivere il proposito che Dio ha per la sua vita. Amen. Vi chiedo di sedervi alcuni minuti, non voglio rubarvi molto tempo, siamo già avanti con l'orario, credo che Dio abbia preparato una parola meravigliosa da consegnare questa sera alla Chiesa, ma voglio darvi velocemente alcuni avvisi. Amen. Primo avviso è per domani, eccolo qua, Be Brave delle donne. Alle 4 di pomeriggio tutte le donne sono invitate a venire qua in chiesa per un tempo meraviglioso, speciale per tutte quante voi. Non mancate a questo appuntamento, ma se non l'avete già fatto, cominciate a condividere la notizia di questo Be Brave con le vostre amiche, con le vostre parenti, affinché possiate portarle qua e vivere un tempo meraviglioso in cui lo Spirito Santo sicuramente parlerà al vostro cuore. Prossimo avviso. In casa, questo mercoledì abbiamo i nostri culti in casa, quindi non mancate. Se già fai parte di in casa, vai a partecipare. Se ancora non fai parte, entra in contatto questa sera già con il leader della zona più vicina a casa tua, e mercoledì alle 8 vai a partecipare al nostro culto in casa, la nostra serata, piccolo gruppo, cellula, culto familiare, chiamatelo come preferite. La sostanza non cambia, è un tempo per essere uno in Cristo al di fuori delle mura della Chiesa. Prossimo avviso, Beer Running, l'abbiamo già presentato il Beer Running? No, non l'abbiamo mai presentato. 15 febbraio abbiamo la prossima corsa, tutti i corridori della Chiesa, preparatevi perché il 15 febbraio, che tra l'altro è il compleanno della pastora Andrea, andremo a correre, andremo ancora una volta a sfondare le mura di questa chiesa, usciremo a Verona, in città, in mezzo a tante persone, e andremo non tanto a vincere la corsa, ma andremo con uno scopo evangelistico. Andiamo lì con una maglietta della chiesa, con una maglietta cristiana, portiamoci dei volantini, dei bigliettini da consegnare, qualcosa di evangelistico da fare in un luogo in cui ci sono tante persone. Abbiamo già fatto questo, abbiamo visto dei risultati meravigliosi, e sicuramente se andiamo in 2 persone i risultati saranno meno, ma se andiamo in 10, in 20, in 30, in 100 persone saremo una macchia all'interno di quella corsa che causerà un terremoto spirituale in questa città. Quindi non mancate. Per iscriversi c'è tutta una serie di cose da fare, ma molto molto facili. Vi chiediamo soltanto di entrare nel gruppo del Beer Running della Chiesa, trovate il link sul gruppo principale della Chiesa, lì sono date tutte le informazioni. Prossimo avviso. Corso Seguitemi, sono aperte le iscrizioni e sono quasi chiuse le iscrizioni al corso Seguitemi, perché comincerà giovedì di questa settimana, quindi se ancora non sei iscritto ma vuoi iscriverti per cominciare a servire qua in chiesa, seguitemi al nostro corso ministeriale. È un corso gratuito, si fa comodamente da casa perché le lezioni sono su Zoom il giovedì sera. Se ancora non sei iscritto e vuoi iscriverti, hai tempo fino a martedì, perché poi da giovedì inizieremo le lezioni. Quando faccio così mettiamo un altro avviso? Finiti gli avvisi? No, non è vero, non sono finiti gli avvisi. Vi do un avviso che non c'è il banner. Vedete quella cesta? Dopo c'è anche questo. Prima ce n'è un altro. Vedete quella cesta che c'è là dietro? Fate così, vi fate vedere la cesta, guardate. Quella cesta è una cesta di missioni del nostro dipartimento Be Mission. Stiamo facendo una rifa. Sorteggio, tipo lotteria, diciamo così. Sorteggio per vincere questa cesta. Dopo passate lì vicino, è piena di cose meravigliose. Questa volta credo che sicuramente... Io non posso partecipare, perché se dopo io vinco è una confusione.
quindi risultati truccati, no, quindi me ne sto fuori. Però mi piacerebbe partecipare perché c'è veramente delle cose meravigliose dentro quella cesta, buonissime. Dopo passate da lì, guardate, non solo guardate, ma andate anche a comprare un biglietto della cesta. C'è Nicole in giro? Nicole, eccola, con Nicole che sta facendo così, potete comprare il biglietto, 5 euro, proprio 5 euro il biglietto della cesta missionaria che poi aiuterà la nostra opera di missioni. Quindi queste entrate non entreranno nella cassa della Chiesa, ma saranno per proprio le opere missionarie che stiamo facendo. Ok, c'è stato un altro banner che è stato messo qua dietro. Tutti i cellulari in mano, per piacere. Fate così. Allora, se ancora non fai parte, ad esempio, prima ho detto, per fare il B-Running devi essere sul gruppo della Chiesa, per iscriverti al corso Seguitemi devi essere sul gruppo della Chiesa, ma ci sono tanti altri gruppi, tanti canali Instagram che abbiamo, e se tu scannerizzi in questo momento questo QR code ti porterà in un luogo spirituale quasi, in cui potrai accedere a tutti i gruppi che abbiamo, quasi tutti, e i canali Instagram e tutte queste cose qua. Quindi fatelo così potete accedere ai gruppi a cui non partecipate, tra cui anche il calcio con proposito, avviso molto importante da dare, lunedì c'è il calcio con proposito, attraverso questo QR code potrete partecipare anche voi al calcio. Bene. Adesso veramente abbiamo finito gli avvisi, vi chiedo di alzarvi in piedi ancora una volta perché vogliamo fare una preghiera per le decime, per le offerte, per te che hai portato la tua offerta questa sera, per te che hai portato la tua decima, per te che hai portato la tua primizia, tu che sei visitante, come sempre diciamo, non preoccuparti in questo momento, non è un momento dedicato a te, ma è un momento dedicato a tutti coloro che credono che in questo luogo Dio ancora restauri vite, Dio ancora salvi anime, Dio ancora faccia la sua opera, il suo sovrannaturale. Se tu credi questo, allora hai la possibilità in questo momento di benedire quest'opera per il suo mantenimento e per far sì che possiamo raggiungere sempre più persone. Amen. Preghiamo insieme, Signore Gesù. Ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che ci hai fatto vivere fino a questo momento e adesso ti preghiamo per le nostre decime, le nostre offerte, dichiarando che oggi portiamo a te questo come adorazione a te, che possa salire a te, Signore, come un profumo di odore soave, come la nostra migliore adorazione, Signore, e che possa essere usato al meglio per la tua opera affinché questa Chiesa possa essere sempre più rilevante, raggiungere persone che oggi non potremo raggiungere, fare tutto ciò che è la tua volontà pienamente in questa città e, se tu vuoi, ancora di più. E che per mezzo di queste offerte, attraverso la Chiesa, ogni famiglia qua presente, qua rappresentata, possa essere ancora di più benedetta da te. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Pace Chiesa, sono qua di nuovo perché Gesù è buono e a volte faccio certe domande a Dio e tante volte chiedo perché tu fai questo tipo di cose. Ma sono contenta, sono felice, è una gioia per me stare qua per parlare un po', grazie, per parlare un po' di quello che Dio è, di quello che Dio fa nella nostra vita. E andiamo insieme a imparare un po' di più su Gesù. Amen? Amen. Voglio invitarti a aprire le vostre Bibbie nel Vangelo secondo Marco, capitolo 8. Amen? Amen. Marco 8, 22 a 29, e dice così. Giunsero a Betsaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio. Ne sputò sugli occhi, pose le mani su di lui e gli domandò: vedi qualcosa? Egli aprì gli occhi e disse: scorgo gli uomini, perché vedo come alberi che camminano. Allora gli pose di nuovo le mani sugli occhi, ed egli guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: non entrare neppure nel villaggio. Poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo. Strada facendo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? Essi gli dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia e altri uno dei profeti. Egli domandò loro: e voi? Che dite che io sia? E Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Amen? Preghiamo insieme. Signore Gesù, siamo grati perché possiamo stare qua insieme davanti a te. Ti ringraziamo Gesù perché siamo liberi per leggere la tua parola e per condividere quello che tu fai in ognuno di noi. Ti chiedo Gesù, sia qua con noi, guarda la nostra mente, il nostro cuore, prendi cura dei nostri pensieri e fa quello che vuoi con ognuno di noi. Che questa parola sia utile, Gesù, per trasformare la nostra vita, il nostro cuore. Che tutto quello che ascoltiamo e parliamo adesso sia per la tua gloria. È nel tuo santo nome che prego. Amen. Amen? Amen. Sono un po' vecchia e scrivo tutto. E stampo tutto. In questo testo di Marco troviamo un miracolo di Gesù, uno di tanto che lui ha fatto. E c'è un fatto che per me è molto curioso in questo miracolo, che quell'uomo cieco non fu guarito completamente da subito. Non al primo tocco. Gesù lo toccò una prima volta, ma lui non ha visto chiaramente la prima volta.
Gesù ha dovuto toccarlo una seconda volta. E solo allora lui iniziò a vedere nitidamente e fu guarito completamente. E dopo vediamo una domanda che Gesù fa ai suoi discepoli. Chi dice la gente che sono io? Alcuni dicevano, è Giovanni Battista. Altri dicevano, è un profeta. E allora, nel versetto 29, Gesù fa una domanda diretta, una domanda personale ai suoi discepoli. E voi, che dite che io sia? E Pietro risponde, tu sei il Cristo. Ed è proprio di questa domanda che voglio partire oggi, perché questa domanda non è solo per me, per i discepoli, ma è per tutti noi. E sono sincera in dire che mi piacciono le domande, perché le domande fanno con che pensiamo, possiamo riflettere, possiamo ricordare. Le domande sono utili per fare con che noi possiamo vedere quello che Dio vuole di ognuno di noi, perché fa con che possiamo pensare e pensare e pensare. Perché dobbiamo pensare a una risposta. Quando qualcuno ci fa una domanda, tu devi pensare per rispondere. Non si deve rispondere da subito. Dobbiamo pensare. Per questo motivo oggi farò tante domande, però non vi darò le risposte, perché voglio che voi pensiate in tutto quello che dico. Amen? E la domanda è, per te, chi è Gesù? Gesù ha fatto questa domanda ai suoi discepoli. E io faccio questa domanda a voi oggi. Gesù è il figlio di Dio, consigliere meraviglioso, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. E tutto questo c'è scritto in Isaia 9. Gesù è anche il nostro Salvatore, nostro Redentore, nostro amico e nostro mediatore. E lui si è consegnato sulla croce. Abbiamo ricordato oggi su questo. Abbiamo condiviso la Santa Cena. E perché lui si è consegnato sulla croce? Perché noi potessimo avere la salvezza, perché noi potessimo avere speranza e la certezza che lui ci prepara un posto accanto a sé nell'eternità. E sì, è così che dovremo vedere Gesù. Ma noi non sempre vediamo Gesù come lui è. A volte la nostra visione su Gesù è confusa, un po' nuvolosa, come quel cieco. La prima volta non ha potuto vedere tutto chiaro. E anche i discepoli erano così. Loro in quel tempo pensavano che Gesù era venuto per risolvere problemi politici, per abbattere l'impero romano, per restaurare il regno di Israele. E come quel cieco vedevano la verità solo in parte. Non sono riusciti a vedere Gesù come lui era veramente. Vedevano solo un'azione immediata, ma non vedevano completamente la missione spirituale di Gesù.
in Gesù non è venuto per risolvere queste cose politiche e tutto quanto. Gesù è venuto per risolvere questioni spirituali, questioni che riguardano la eternità, la nostra eternità con Lui. Ed è così che anche noi dobbiamo vedere Gesù. Quando succede qualcosa nella nostra vita, noi dobbiamo chiederci, è una domanda, quello che sta succedendo adesso, in che modo influenzerà la mia eternità con Cristo? Ognuno di noi vive un momento, oggi, questo che tu stai vivendo oggi, qualsiasi situazione, non importa, qualsiasi. Questo che sta succedendo adesso, in che modo influenzerà la mia eternità con Cristo? A volte noi siamo un po', a volte no, sempre, siamo un po' immediatisti. Vogliamo vivere tutto adesso, in questo momento, tutto in modo subito. E ci dimentichiamo di pensare in che modo quello che viviamo oggi si rifletterà nell'eternità. E questo ha moltissimo a che fare con la visione che noi abbiamo di Gesù. Grazie mille. Molte situazioni nella nostra vita, come delusioni, dubbi, scoraggiamento, morti, tristezza, situazioni che non ci aspettiamo, ci fanno vedere Gesù in modo distorto, in modo poco chiaro, senza nitidezza. E allora noi abbiamo bisogno di permettere a Gesù di toccarci di nuovo, un'altra volta. Come Gesù ha fatto con quel cieco. Perché? Per vedere più chiaramente chi Gesù è davvero e cosa Lui ha preparato per le nostre vite. Noi dobbiamo impegnarci per vedere Gesù per quello che Lui è, non solo per quello che Lui ci offre. Ma spesso non vogliamo impegnarci. Noi vogliamo che Gesù ci tocchi e che agisca a nostro favore e che faccia quello che vogliamo, che chiediamo, che preghiamo, mentre noi siamo seduti sul divano, guardando la TV, parlando male degli altri, senza leggere la Bibbia, senza pregare e così via. E oggi voglio condividere con voi 3 punti che io ho scelto, perché sono tanti punti, però io ho scelto 3. Io considero questi 3 punti importanti, perché parlano su chi Gesù è. Il primo punto è: Gesù è amore. Questi punti che condivido con voi oggi è per farci vedere un po' meglio come Gesù è e chi Gesù è. E di nuovo, il primo punto è: Gesù è amore. E questa non è una novità per noi. Non è una cosa nuova. Nessuno di questi punti sono cose nuove per noi. Sono cose che ascoltiamo ogni sabato che siamo qua. Ma sono cose che a volte ci dimentichiamo, che non pensiamo, che non riflettiamo. E Gesù ci ama. Lui ci accoglie così come siamo. Ma Lui non vuole che restiamo
come siamo arrivati. Lui vuole trasformarci, cambiarci, modellarci. E la mia parola preferita, perfezionarci. È difficile di parlare questa parola. Perfezionarci. E quando tu permetti a Gesù di toccarti, tu non riuscirai a restare uguale. Quando Gesù ci tocca, non siamo riusciti a restare uguali. Gesù c'è sempre una cosa da cambiare. Gesù c'è sempre una cosa da trasformare. Una cosa nuova. E Lui vuole cambiarci non perché dobbiamo avere la nostra migliore versione. Non è per questo. Ma Lui vuole cambiarci affinché tutto quello che tu diventerai sia per la sua gloria. Non è per te, è per Lui. E quando noi diciamo, io seguo Gesù, io credo in Gesù, ma non ci sono prove, non ci sono frutti, non ci sono evidenze, allora questo è un segno chiaro che la nostra visione su Gesù è confusa, nuvolosa, piena di nebbia. E allora noi dobbiamo cercare Dio di più, sempre di più. E dobbiamo anche chiedergli, Signore, rivelami chi sei. Rivelami cosa sei venuto a fare in me. Perché mi ama tanto così? Noi dobbiamo riconoscere il suo amore dimostrato sulla croce. Gesù ha fatto questo come ho detto prima, per salvarci, per riscattarci. Gesù ha fatto quello perché ci ama veramente. E quando non riconosciamo questo amore, è un segno di che la nostra visione su Gesù è nuvolosa, non è chiara. E non dimentichiamo che siamo stati scelti per credere in Dio, per vivere con Gesù, per fare la sua volontà. E ti chiedo un'altra domanda. Tu hai già riconosciuto questo amore? Veramente? Tu sei già permesso di essere amato per Gesù? Pensiamo. Il secondo punto è veramente meraviglioso perché non meritiamo. Gesù è paziente, tanto paziente. E Gesù non ha fretta. E Lui sa come lavora in ognuno di noi. Gesù lavora in noi in modo graduale, continuo e instancabile. A volte con certe persone è un po' più veloce, a volte non tanto veloce. Però il modo di lavorare di Gesù in ognuno di noi è in modo graduale, continuo e instancabile. Quando tu lo cerchi, Lui lavora in te e per te. Quando cerchiamo Gesù, Lui lavora in noi e per noi.
Ma c'è una cosa importante da pensare, da fare un'attenzione. Gesù non è il nostro dipendente. Gesù non è un genio nella lampada. Lui non farà solo quello che vogliamo, nel momento in cui vogliamo o quando decidiamo. Gesù conosce il tempo, il modo e la misura per ognuno di noi. Ma Lui sa anche quando noi facciamo i furbi. Questo mi ha fatto pensare molto, perché a volte proviamo di essere furbi. E usiamo la scusa del processo per continuare a vivere ciò che sappiamo che è sbagliato. Usiamo la scusa del processo per continuare a peccare perché è comodo. Sono in processo, Gesù sta lavorando in me. Per questo motivo continuo a fare questo. Io so che è sbagliato. Io so che non devo fare, però Gesù sta lavorando in me. E così continuiamo a fare quello che ci allontana di Gesù. E perché continuiamo a usare questa scusa? Perché la nostra visione su Gesù non è chiara, è nuvolosa, piena di nebbia. Gesù ha poteri sufficienti per aprire e chiudere il processo nella nostra vita. Gesù ha poteri sufficienti e più che sufficienti per aprire e chiudere i processi nella nostra vita. Ma la nostra parte deve essere fatta. Non possiamo restare in un processo per tutta la vita. Io conosco persone, non sto scherzando, io conosco persone che sono in un processo eterno. Ma perché? Perché non vuoi cambiare, perché non vuoi. E la scusa è sempre la stessa. Gesù sta lavorando. Sì, Gesù lavora, ovvio. E te, cosa sta facendo? Cosa noi stiamo facendo per finire questo processo? Perché Gesù vuole finire certi processi per iniziare altri. La nostra vita è un eterno processo. Perché Gesù c'è sempre cosa da trasformare, da cambiare, da migliorare in noi. I processi iniziano, ma devono anche finire. Perché nuovi processi possono iniziare. E così Gesù possa modellarci sempre di più, secondo la sua volontà. Quando ci permettiamo che Gesù ci tocchi di nuovo, certi processi finiranno nella nostra vita e altri inizieranno. E così la vita con Gesù è così. Finisce una cosa qua, inizia un'altra lì. È così. E anche la nostra testimonianza parla molto di come noi vediamo Gesù. Così come Dio ha dato una missione a Gesù, Dio ha dato anche a ognuno di noi una missione. E non è sempre quello che noi vogliamo. A volte noi non possiamo scegliere quello che Dio vuole fare in noi e per noi e con noi. Non possiamo fare solo quello che vogliamo, quello che è più comodo per me. Perché a volte Dio mi chiede un'altra cosa
Dio ha dato anche a noi una missione. E tutto questo è collegato ai processi che viviamo. Perché? Perché più noi restiamo bloccati in certi processi, più ritardiamo la scoperta del proposito di Dio per noi. A volte pensiamo che il proposito di Dio è una cosa specifica e lavoriamo su quella cosa. Lavoriamo, preghiamo, facciamo, portiamo, non lo so. Ma a volte Dio che vuole usare su questa cosa, ma anche per altra cosa, con altre persone, in altre situazioni. Non possiamo restare fermati, aspettando. No, non si ferma, continua. Ah, non posso fare quello che voglio adesso? Va bene, aspetto. Faccio un'altra cosa. Non posso fermarmi. Devo continuare. Gesù è paziente. Lui non ha fretta. La fretta è nostra. Noi dobbiamo avere fretta in fare la volontà di Dio, in fare quello che Lui chiede a ognuno di noi. Amen? Il terzo punto è: Gesù è vincitore. Crediamo tutti noi in questo, che Gesù è vincitore? Amen? Tutti noi sappiamo che Gesù è vincitore sulla morte e anche su Satana. Ma lui stesso disse che la sua missione era soffrire, morire e risorgere. Lui sapeva che era vincitore, ma lui anche sapeva che doveva soffrire, morire e risorgere. E lui ci dice anche che chi desidera seguirlo deve portare la propria croce. Gesù ha vinto il mondo. In questo è scritto in Giovanni 16,33, che dice così: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Gesù aveva una missione e lui era disposto a compierla fino in fondo. Ha iniziato e ha finito. Lui non esitò, lui andò fino alla fine. Lui pregò persino Dio dicendo: Padre, se puoi, allontana da me questo calice, allontana da me questo dolore, questa sofferenza. Allontana da me la morte. Ma lui continua questa preghiera: non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua. Gesù sapeva che quel tempo di dolore era necessario perché il piano di Dio fosse compiuto in modo completo. Lui ha dovuto passare per questo processo perché questa era la missione di Gesù. E noi, parliamo di noi. Noi vogliamo vivere solo nella gioia, nella felicità. Molti credono che Gesù è morto sulla croce perché noi fossimo felici qui.
È ottimo essere felici. Abbiamo tante cose che Dio fa per essere felici qui. Però questo non è l'obiettivo principale. Molti credono che Gesù è morto sulla croce perché tutti i nostri desideri fossero soddisfatti. Gesù non è venuto qua, non è morto sulla croce per soddisfare la nostra volontà, per fare quello che noi vogliamo. Molti credono che Gesù è morto sulla croce perché noi non soffrissimo mai. Ma non è così. La sofferenza esiste in questo mondo e noi non possiamo evitarla. Non c'è un modo di evitare questo. La sofferenza esiste per tutti noi. Noi qui, tutti, e anche là fuori. La sofferenza esiste per tutti noi che crediamo e anche per quelli che non credono. Ma possiamo decidere con l'aiuto di Gesù come ci comporteremo quando arriveranno i giorni difficili. Gesù ha messo la volontà di Dio al di sopra della sofferenza. E noi, tante volte, non capiamo perché viviamo certe cose, ma possiamo avere una certeza. C'è un scopo. In tutto ciò che Dio permette, Dio ha un piano. E al tempo giusto, Lui lo rivelerà a ognuno di noi. Dio c'è un scopo, un piano. E nel tempo giusto, Dio ti mostrerà. A volte non possiamo vedere adesso, in questo momento. Ma c'è un momento in cui Dio rivelerà. Però se io vivo pensando che seguire Gesù sia solo felicità, sia solo gioia, solo salute, allora la mia visione su Gesù è anche confusa. Non riesco a vedere Gesù in modo giusto, se penso così. Vivere una vita con Gesù non evita la sofferenza, ma ci garantisce la sua presenza ogni giorno, in ogni momento. E ci fa contemplare il suo amore. In Cristo siamo più che vincitori. Gesù è vincitore su tutto e noi con Gesù siamo più che vincitori. Ma senza di Lui non riusciamo nemmeno a alzarci da letto. Noi abbiamo bisogno di aprire i nostri occhi. Abbiamo bisogno di permettere a Gesù di toccarci una seconda, terza, quarta volta. Ogni giorno, continuamente. E così noi potremo vedere Gesù per quello che Lui è davvero. Quel cieco, quando fu guarito, apre gli occhi. Immagina questa scena. Quando fu guarito, quel cieco apre gli occhi e vide Gesù chiaramente.
e ha potuto contemplare il volto di Gesù. Lui guardò negli occhi quello che era disposto a investire un po' del suo tempo per trasformare la sua vita per sempre. Quel cieco ha potuto vedere il volto di Gesù. Questa è la vera gioia. Contemplare l'amore di Dio. Lui ha potuto vedere, noi ancora no. Però noi possiamo riconoscere l'amore di Dio senza vederlo. Perché Lui ci ha dato fede per questo. Amen? Facciamo un riassunto. Gesù è amore, ma Lui vuole che tu cambi. E vuole farlo attraverso il suo esempio. Abbiamo un modello a seguire, che è Gesù. Se c'è cose da cambiare, che usiamo Gesù come modello. Gesù è paziente, Lui non ha fretta, ma Lui vuole chiudere processi vecchi, iniziare nuovi processi nella nostra vita. Gesù è vincitore e Lui ha vinto perché sapeva che la sofferenza faceva parte della missione che Dio gli aveva dato. Gesù è ottimo per compiere missioni. Quel cieco di Betsaida abbia bisogno di un secondo tocco, ma noi abbiamo bisogno del tocco di Gesù ogni giorno per vedere Gesù come Lui è davvero. Consigliere meraviglioso, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace, un Dio amorevole che è morto sulla croce, come abbiamo ricordato oggi, ma ha vinto la morte per compiere la sua missione e che prepara ancora un posto nell'eternità per tutti noi. Questo è Gesù. Meritiamo questo? No. Ma Gesù è così. Gloria a Dio per questo. Che Dio ci aiuti a vederlo più chiaramente. Che possiamo riconoscere quando il Signore sta agendo in mezzo a noi. Che possiamo avere occhi e orecchi attenti alla sua volontà. E sapere che in ogni momento Lui è con noi. Amen? Alziamoci. Preghiamo a Dio chiedendo che Lui possa aprire i nostri occhi, toccarci un'altra volta, perché questa nebbia va via, perché possiamo vedere Gesù in modo più chiaro, con nitidezza. Amen? Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo Dio per questa parola, per questo tempo. Ti ringrazio Gesù perché tu è un Dio veramente amoroso, amorevole. Tu è un Dio veramente paziente, ma tu è un Dio vincitore. Ti ringrazio per questo Gesù perché con te sappiamo che siamo più che vincitori. Apri i nostri occhi Gesù. Apri i nostri occhi perché vogliamo vedere il tuo volto. Vogliamo conoscere a te in modo chiaro.
con nitidezza, con chiarezza. Aiutaci Gesù, aiutaci ognuno di noi, aiuta ognuno di noi a vedere chi tu è veramente e che questo possa trasformare la nostra vita, possa cambiare la nostra vita, possa trasformare il modo che vediamo il tuo volto, la tua faccia. Ti amiamo Gesù, sia qua con noi e faccia la sua volontà nella nostra vita. In tuo nome, amen. Voglio dichiarare in nome di Gesù sopra ogni cosa, perché papà c'è nella sua presenza, solo Gesù. Voglio dichiarare in nome di Gesù, ogni dipendenza spezzerai, ci donerai speranza e libertà, solo Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Voglio dichiarare il nome di Gesù sopra la paura e l'ansietà, su ogni anima caduta in depressione, solo Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. In te potenza, poi guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità,
sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome Gesù. In te potenza e non più potenze, splendi nel buio, un fuoco sei. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Gesù sulle vette, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù sulle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù sulle vette, Gesù sulle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni cuore e anima, perché c'è pace nella sua presenza. Chiamo Gesù.
Chi è per te, Gesù? Chi è per te, Gesù? Impariamo a dichiarare questo nome, a dichiararlo sulla nostra vita, a dichiararlo sulla nostra famiglia, sulla nostra moglie, sul nostro marito, sui nostri figli, affinché questo nome, con tutto l'amore che ha da darci, possa riempire ogni parte di noi e noi possiamo vivere una vita piena in Lui. Gesù è tutto. Gesù è tutto in tutti. Questo è Gesù. Che possa essere benedetto il suo nome attraverso le nostre vite. Amen. Possiamo accendere le luci. Stiamo terminando la nostra serata. Dopo non andate via subito. Stiamo qua ancora un po' insieme a vivere un po' del nostro essere uni in Cristo. E dobbiamo fare i compleanni. Grazie mille. Compleanni della settimana. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni questa settimana? Compleanni? Nessuno ha compiuto gli anni? Indicate il vicino se sapete che ha compiuto gli anni e ha vergogna di venire. Lo richiameremo su a forza. Luigi ha compiuto gli anni? No? Niente di compleanni? Che tristezza. Il matrimonio, anniversario di matrimonio. Qualche anniversario di matrimonio? Niente. Allora facciamo una preghiera per benedire la nostra vita, la nostra casa, chiedendo la benedizione di Dio su di noi. Se puoi fare così con le tue mani. Non è che se fai così la benedizione arriverà prima, ma profeticamente vogliamo dichiarare che riceviamo in questo momento una benedizione da parte di Dio, chiedendogli che la sua gioia, la sua allegria possano riempire la nostra settimana e la nostra casa, che la sua salute possa essere con tutti quanti noi e con quelli che oggi non sono potuti venire perché sono ammalati, chiedendo che la sua pace possa essere presente insieme alla sua presenza ogni giorno di questa settimana, e chiedendo che l'amore di Dio, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo sia con tutta la Chiesa, e in quanti siamo, noi siamo uno. Dio vi benedica nel nome di Gesù.